controllo di Stassi, lo scambio da pivot, Stassi ancora in aria, Secter, la paratissima di Pizzolato, era tutto fermo, aveva avuto l'occasione del vantaggio Secter. Qua prova invece Gancitano a andare da tre quarti di campo, chiama palla ancora una volta Cannavò, poi Gancitano ha provato il mancino, poi qua vuoto Currera, Stassi in posizione regolare, può giocare, Stassi con destro a giro, ma la sponda sempre, il muratore a cercare Marrone in aria, Marrone fermato sempre da Pizzolato, tipo bianco-rosso, pallone che arriva al centro, gol e vuoto, è arrivato lo stacco di Secter, blocca la partita subito all'inizio del secondo tempo, Lautaro Secter che ha avuto una grande occasione nella prima frazione anche se si trovava in posizione di fuorigioco. Va proprio Giorgio Stassi, la parata, ma poi la grande parata di Pizzolato, ma si è preso la rivincita in ribattuta, capitano Messineo che porta i suoi in doppio vantaggio, applausi per Giorgio Stassi. Celi va lontano Colley, può partire in contropiede il Gemini con Marrone, insiste largo a sinistra Marrone, ancora va a incunearsi lì sulla fascia, Marrone, la giocata, entra in aria, Marrone colpisce malissimo, arriva Secter che aspetta Colley, poi va al centro dove c'è Lucera che controlla, Lucera è in aria, può girarsi, chiama palla Marrone, Lucera ancora, fa tutto lui, esplode il Nino Lobue, è la prima gioia con la maglia del Gemini per Raimondo Lucera, trova il tiro da lontanissimo, Adamo insiste Lucera, non poteva sognare debutto migliore Raimondo Lucera che ci mette pure lo zampino in area di rigore per fare doppietta, per fare 4-0, che arriva al centro, lo stacco, il palo, a un certo tempo esulta il Gemini, 4-0 la Valentese, si lancia perfettamente nella maniera migliore possibile verso lo scontro diretto contro l'Aragona.